Lillo Firetto fisicamente non è presente in aula con costanza, ma i settori della maggioranza, ad eccezione del gruppo di Moriano, non tradiscono mai la sua volontà. Il sindaco di Agrigento dà le istruzioni per l'uso ai suoi consiglieri, come muoversi e cosa fare in particolari momenti di difficoltà. Le indicazioni arrivano via SMS o in casi di emergenza appare direttamente tra i banchi. Insomma, Firetto opera da leader e i risultati li porta a casa. Ma questa linea di condotta sembra proprio non andare giù alle opposizioni e oggi prendono posizione i consiglieri Salvatore Borsellino, Nuccia Palermo di Sicilia Futura, Marcella Carlise, Rita Monella del Movimento 5 Stelle, Giorgia Iacolino e Salvatore Falzone di Forza Italia. Vorremmo ricordare, scrivono, che l'Aula Sollano è l'organo istituzionale eletto direttamente dal popolo sovrano. L'unica regia di cui dovrebbe pregiarsi l'Aula è quella dei cittadini agrigentini che hanno dato mandato ai consiglieri a rappresentarli nel Parlamento locale. Effettivamente il sindaco nell'ultima seduta si è presentato, cosa che accade raramente, sottolineano, e ha avuto un faccia a faccia con alcuni consiglieri. Noi eravamo impegnati in difficili decisioni, evidenziano ancora i consiglieri di opposizione, stavamo ponderando un regolamento, quello sulla cartellonistica pubblicitaria, per il quale avevamo chiesto di fare alcune importanti modifiche anche in sede di commissione, prontamente respinte, per poi vedere invece scrivere un emendamento in modo veloce e direttamente in aula. Se c'è stata una regia, tuonano Borsellino, Palermo, Carlisi, Monella, Iacolino e Falzone, è stata abbastanza mediocre nella conduzione, ma certamente il risultato il regista lo ha portato a casa. Siamo sicuri, concludono i consiglieri, che il sindaco sa bene che quando ci si appresta a votare un argomento importante per i cittadini non ci dovrebbero essere né vinti né vincitori. Se il sindaco aspira al ruolo di allenatore, porti in aula degli atti che seguono le indicazioni del Consiglio e pensi alla vittoria della città e non a quella sua personale, concludono i consiglieri dell'opposizione di Aula Sollano.